È la 12ª giornata, il recupero, Italcaver Assat in campo, questa volta in casa contro il Cagliari. Si torna a giocare praticamente dopo 2 giorni rispetto al recupero della terza giornata di andata. Gentili amici, il più cordiale saluto da parte di Francesco Friuli che vi parla ancora dal Pala Curtivecchi di Montemesola, questa volta in versione normale. L'Italcaver Assat oggi in maglia bianca perché gioca in casa contro il Cagliari che oggi è in maglia completamente rossa. Formazioni in campo, le formazioni sono le stesse di qualche giorno fa, le andiamo a rileggere: Russo, Protopapa, Soldevia, Discaro, Violi, Cannella, Pedroso, Mansueto, Butima, Linzalone, Schmidt e Adamatti per l'Italcaver. Risponde dall'altra parte il Cagliari con Corrias, Vargiu, Dodero, Gasperini, Ribeiro, Marcon, Dos Santos, Falconi, Marchese, Ferreira Mendez, Cuccu e Cocco. Questa la squadra allenata dall'allenatore Enrico Cocco, mentre invece Tony Marcella per quanto riguarda l'Italcaver Real Stat. Squadre che sono già sul terreno di gioco con i convenevoli di rito già avvenuti, stanno per mettersi nella zona mediana andiamo a vedere l'Italcaver subito in modo tale da poter dare i quintetti di partenza. Cambia il portiere, la formazione del Cagliari con Corrias, l'andiamo subito anzi a annotare. Andiamo subito la formazione del Cagliari quest'oggi: Corrias, poi abbiamo Marchese, Dos Santos. Nel frattempo gli arbitri stanno andando a sistemare in panchina le squadre. Diciamo Dos Santos, Gasparini. È iniziata la gara tra Italcaver Assat e Cagliari. Lo Stat si riallinea alle gare di campionato. Subito la prima azione con il pallone lungo respinto da parte della formazione stattese, da parte del portiere stattese. Con l'Italcaver Assat che deve difendersi dall'attacco di Dos Santos, rimessa laterale. Dicevamo il portiere dello Stat anche per questa partita è Roberta Linzalone. Poi abbiamo Renata che aveva preso adesso il pallone, poi abbiamo Soldevia, Valeria e Butima. Queste le formazioni che sono scese in campo a partire da qualche istante, con il pallone che viene fatto girare adesso dalla formazione stattese con Renata, pressione alta da parte del Cagliari. Chiaramente vediamo una partita in cui le squadre si affrontano così come è accaduto qualche giorno fa, 4-1, nel quale c'è stata forte la pressione. Stiamo vedendo lo stesso inizio della scorsa gara, pressione forte questa volta da parte del Cagliari. Renata per Valeria, attenzione che Renata può riscaricare nuovamente per Valeria, aveva dato il pallone di ritorno, non c'è riuscita però la giocatrice numero 99 verso l'88. Allora Dos Santos, pallone per Mendez, lancio lungo in profondità verso Gasparini, il controllo però di Linzalone che vede il pallone uscire in fallo di fondo. 0-0 il parziale, 1 minuto 7 secondi di gioco al Curtivecchi. Recupero 12ª giornata, lo Stat se vince va a 34 punti, diventa sicura quarta, poi può giocarsi il secondo o il terzo posto nelle ultime 2 partite, quella di sabato 20 alle ore 17 contro il Montesilvano al Pala Curtivecchi, oppure nel mese di aprile nella trasferta contro il Kick-Off. È bene ricordare che questo è un campionato con valenza nazionale e pertanto le gare si possono disputare in queste ore. State naturalmente sentendo per notizie di cronaca il vario cambiamento di colori delle varie regioni. La Puglia che da lunedì diventa zona rossa e quindi con le massime chiusure, ma comunque si potrà continuare a giocare senza problemi. Valeria, giro palla per Renata, controllo di Renata, pallone che finisce fuori
rimessa laterale in favore del Cagliari, subito battuta, Gelo Santos si allunga, provare la conclusione fuori però verso Roberta Linzalone che si era protratta in tuffo, non è da considerare come un'occasione in questo caso, ma comunque il Cagliari, come già aveva fatto vedere nella precedente partita, incomincia a farsi vedere dalle parti dell'estremo difensore dello Stat Renata. Non c'è De Marchi per lo Stat e non c'è naturalmente Valentina Margarito, e anche per questa partita il capitano è Marcella Violi. Valeria trattiene Marchese, fallo, calcio di punizione in favore del Cagliari che sta per battere 2 minuti esatti di gioco. Calcio di punizione in favore della formazione in maglia rossa delle isolane. Sta per battere Gelo Santos il calcio di punizione, distanza rispetto alla porta, praticamente siamo sull'immaginaria linea della 3/4. Va Gelo Santos a battere la punizione, passa il pallone, respinge con i piedi Roberta Linzalone. Si può considerare questo come primo tiro nello specchio. Primo tiro nello specchio quindi di marca cagliaritana con Gelo Santos. Dopo 2 minuti. Dopo 2 minuti Gelo Santos, punizione però centrale, ma è stata intelligente Roberta Linzalone a respingere perché era difficile, era coperta l'estremo difensore dello Stat. Butima prova ad allargare per Renata, si cercano di più le giocatrici stattesi, c'è un po' di imprecisione ma si cercano molto le giocatrici in campo. Dos Santos, Marcella ha chiesto una pressione alta subito, Marchese prova a girare immediatamente verso Gasparini, non va a buon fine. Ecco la differenza rispetto all'altra partita è che il Cagliari ci prova di più a stringere lo Stat nella propria metà campo quando va in pressione, mentre invece lo Stat cerca molto più il fraseggio. Ci sono queste due variazioni rispetto alla gara di 2 giorni fa. Soldevia lancia per Butima, retropassaggio per Soldevia, ancora lo Stat con Renata, lontana dalla porta. Lo Stat si sta avvicinando con l'avanzata di Renata, prova il dribbling, non riuscita, ce ne ha 2 addosso, aspetta l'inserimento di Valeria, troppo sul portiere però, e allora la parata facile da parte dell'estremo difensore del Cagliari, ossia Corrias. Pallone che adesso va dalle parti di Gasparini, centrale tutta sola per provare la conclusione, ma sbaglia tutto la giocatrice del Cagliari. Il tiro è stato mal indirizzato verso la porta di Roberta Linzalone. Partita bella per il momento come ritmo al Curtivecchi, ma non ci sono emozioni da segnalare dopo 3 minuti 6 secondi di gioco, sempre 0-0 il parziale. Soldevia, Renata per Valeria, controllo di Valeria per Butima, il controllo di Butima, attenzione a Butima, può provare la conclusione, respinta, poi c'è Dos Santos, contropiede, il pallone è rimasto in campo, chiude Valeria, chiude c'è Dos Santos, non c'era fallo secondo il direttore di gara. Allora Renata prova a ripartire, prova a dare la spinta in più lo Stat, perché non si è fatto proprio vedere dalle parti di Corrias. Il controllo adesso di Butima, Renata ancora con Valeria libera a destra, ma decide di andare in azione personale, si incapunisce forse un po', ne aveva 2 davanti. Gedo Santos contropiede per Marchese, tutta sola, di andare alla conclusione, la respinta con il petto di Roberta Linzalone. E ancora una volta però la stessa azione che abbiamo visto in contropiede, come già visto nella gara che aveva portato Marchese a segnare il gol del parziale 2-1 2 giorni fa. Attenzione perché il Cagliari ci sta provando subito, e questa volta per portarsi in vantaggio. Rimessa laterale che arriva da parte di Gedo Santos, la conclusione è smorzata. Renata, Soldevia, Renata, Soldevia, Valeria, c'è Renata libera, Valeria tiene il pallone, la dà a Soldevia, forse se la allunga un po' troppo, lo controlla in 2 tempi, l'esterno per Valeria, ma alza la pressione il Cagliari che sta giocando nuovamente, questa volta nella metà campo, accennato quel timido pressing che avevamo visto nei primi minuti di gioco. Renata, la chiusura di Gedo Santos, Valeria rimessa laterale per Renata, Renata si aggiusta, può provare la conclusione, pallone alto sopra la traversa. Corrias il rinvio,
Lungo il pallone per Marchese, non ci arriva perché c'è la finta di Soldevia, che Roberta Linzalone serve il pallone per Butima. Renata, controllo, se la giusta, Renata è da sola, Renata può tirare il pallone sul secondo palo per Butima, 1-0 dell'Italcave. Al minuto 4:45 dunque il vantaggio dell'Italcave Reastate, minuto 4:45 il vantaggio di Butima, assist di Renata dalla destra, Butima sul secondo palo, 4:45, 1-0 Statte, attenzione Renata, se ne va in contropiede Renata ancora, Renata per il gol da parte di Valeria, 2-0, gol che arriva al minuto 4:59. Dunque Butima 1-0 e poi al 4:59 il gol di Valeria per il 2-0. Questa volta lo Statte va subito con il doppio vantaggio, azione personale di Renata, c'era stata. Renata. Spinto il pallone, sfera in calcio d'angolo con Soldevia, Renata, Valeria, sarà giusto il pallone Valeria per Renata, il controllo di Renata può andare alla conclusione, respinta però da Marchese, rimessa laterale, questa volta il Cagliari sembra aver accusato però il colpo rispetto alla partita precedente, quindi lo Statte continua ad attaccare con Valeria, pallone per Renata, dietro il pallone per Soldevia, stessa situazione rispetto a 2 giorni fa con il doppio vantaggio stattese. Renata, apertura a destra per Butima, pallone per Renata, buono questa volta di poter andare al pallonetto, Renata di testa, traversa di Renata, bella questa azione. Al 6° minuto, bellissima l'azione, 6:40 a dir la verità, bella azione qui dello Statte, la ripetiamo al 6:40, Valeria, attenzione al tiro, rete di Butima, 3-0, 3-0 dopo la traversa di Renata, il gol di Butima, 3-0. Il minuto del gol è il 5:52, la doppietta di Butima, 3-0. E c'è time out da parte della panchina del Cagliari e anche break per noi. Si ritorna in campo 3-0, questa volta la partita è differente, sono entrate Mansueto e Russo per Butima e Valeria, sì, in campo, è stata anche Marcon nella formazione del Cagliari. Rimessa laterale, Renata per Soldevia. Mansueto, Butima, chiusura. Attenzione con il tiro da parte di Marcon, la respinta da parte di Renata. Rimessa laterale, 3-0 per l'Italcave e siamo al 6:40.
20. Vargiù, respinto il tiro da Russo. Vargiù, scarico dietro, Marcon, tiro, Linzalone col piede e poi mette fuori dalla propria porta. Facile Linzalone in questo caso. La respinta da parte dell'estremo difensore dello Stat, rimessa laterale 3-0. Non si era visto un triplo vantaggio, nella gara precedente sul 4-1 nel secondo tempo, ma non nel primo. Russo, Mansueto, controllo, Renata, giro palla dello Stat, prova la conclusione, Renata, la respinta da parte dell'estremo difensore del Cagliari, rimessa laterale, va a Russo a battere la rimessa laterale. Russo, Soldevia, lancio per Mansueto, lo schema riesce, tiro respinto, Russo, respinta dell'estremo difensore con le cosce e poi pallone fuori, rimessa laterale. Russo, giro per Soldevia, Russo, servita da Renata, controllo, Renata, Russo, palo pieno, Mansueto fuori. Il palo di Russo al minuto 7-10. Palo di Russo, quindi Renata se ne va, Renata, pallone dentro per Mansueto, fuori dalla traiettoria però del pallone, la diagonale leggermente avanti, un passo avanti la giocatrice del Cagliari, dello Stat, scusate, e quindi Cagliari ha fatto buona guardia, rimessa battuta, pallone lungo dalla zona di Roberta Linzalone per Marcella Violi, il controllo di Marcella Violi per Russo, Renata, Violi, Mansueto, chiude, sbaglia qui Mansueto, chiude Renata su Marcon ha comunque disturbato lo Stat nella ripartenza e poi Renata ancora Renata che perde il passo, Mansueto, il tiro respinto da parte di Mansueto, pallone che era buono da parte di Mendez, è rimasto sulla linea proprio di poco in campo, ma sì, Vargiù, il pallone lanciato in orizzontale, in profondità, scusate, niente da fare, però quello che conta è che lo Stat è in vantaggio 3-0 quando manca tanto alla fine del primo tempo, mancano 11:46 in questo momento al termine della prima frazione di gioco. Renata per Russo, Marcella che inizia a far scaldare un po' di elementi in panchina, Renata prova ad andarsene sull'auto di destra, Renata poi centralmente per Violi, il controllo, Renata guarda l'avversaria, si aggiusta il pallone con il sinistro, pallone alto sopra la traversa, sembra essere uno Stat completamente differente rispetto a quello di 2 giorni fa, in effetti 2 giorni fa sembrava essere un po' appannata la formazione ionica, mentre in questo momento invece vediamo una squadra che dopo aver trovato il doppio vantaggio sembra, ripetiamo ancora una volta, essere in il controllo della partita. Dall'altra parte però attenzione alla pressione alta del Cagliari, perché qualora tornasse potrebbe mettere in difficoltà le stattesi. Renata, però c'è spazio per lo Stat per andare in avanti, Renata, controllo, scarico per Viole, dentro per Mansueto, di prima intenzione era andato lo Stat a fare questo triangolo, ci prova adesso il Cagliari con Mendez a chiuderlo, il triangolo, il tiro, pallone fuori nettamente. Renata era arrivata in scivolata per chiudere, tutto regolare naturalmente per chiudere eventualmente la traiettoria del pallone perso però in avanti, troppo questo pallone perso in avanti, sanguinoso, poteva essere con una ripartenza migliore da parte del Cagliari, e allora lo Stat con Renata se ne va sulla destra, questa volta controlla il pallone, incomincia a far ruotare un po' di più la palla lo Stat con il cronometro non alla mano ma quantomeno con più tranquillità. Russo per Renata, poi Mansueto, poi Russo se la aggiusta, scarico per Marcella Violi, sbaglia per il passaggio Violi, il pallone dietro recuperato da Russo, attenzione per Violi, palo di Violi, poi Russo dietro, Mansueto, tiro respinto, Marcella Violi, il pallone fuori, il palo ancora da parte dello Stat, da parte di Marcella Violi. Calcio d'angolo battuto, Renata, il pallone che viene tenuto in vita da parte della giocatrice stattese, centrale il tiro da parte dello Stat che però ancora un tiro fuori, ma quante occasioni che sta avendo il Cagliari in ripartenza, non sta centrando la porta.
il palo, dicevamo, di Violi che è giunto al 9,30, ma il Cagliari in ripartenza, soprattutto con Mendez che si sposta sull'out di sinistra, se ne va, ma i suoi diagonali finiscono sempre esterni alla porta, quindi non si possono parlare di vere e proprie azioni gol da parte del Cagliari, ma di potenziali occasioni create dalla formazione isolana che è sotto 3-0. Pedroso per Renata, poi Pedroso, buono il controllo per Mansueto, dentro il pallone per Renata, Renata ancora, prova il dribbling, non riuscito, Renata dietro con la punta per Violi e poi Mansueto che prova ad andarsene sull'auto di sinistra, ci riesce, deviazione in corner da parte dell'estremo difensore del Cagliari. Calcio d'angolo Statte, lo va a battere Mansueto con lo Statte chiama lo schema, Renata, fallo in attacco, calcio di punizione. Corrias aveva deviato il pallone in precedenza. Cocco e Nayara in campo, fuori Vargio e Marcon. Cocco, Dos Santos, Mendez, questa volta non Statte che alza la pressione, riesce, e qui Mansueto per Renata. Controllo di Cocco, Dos Santos non alza questa volta la pressione dello Statte, Pedroso va in chiusura su Cocco, la lascia scorrere in fallo di fondo. 8,57 da giocare al termine del primo tempo, Statte 3, Cagliari 0. Violi, Renata, Violi, Pedroso, Renata, Violi, Pedroso, Mansueto, chiusa in fallo laterale, parte da Felipe Mendez, Pedroso, passaggio di ritorno, non è riuscito. Rimessa laterale, Mendez, Pedroso in pressione praticamente sulla linea di porta, Renata, la pressione dello Statte molto buona in questa circostanza che ha portato a una rimessa laterale del Cagliari, sì, ma comunque quando lo Statte va in pressione sta mettendo in difficoltà il Cagliari, come in questo caso. Lo dicevamo e vi confermiamo l'impressione che la partita sia diversa rispetto a quella di mercoledì sera. Pedroso, al di là del risultato, anche per come è stata approcciata da parte delle stattesi. Pedroso, Renata, dentro per Mansueto, controllo, dietro per Renata, ancora il controllo di Renata che ha cercato di dare il pallone di ritorno a Mansueto che non riesce a dribblare l'ultimo avversario prima del portiere. Dos Santos, Cocco, può passare a Dos Santos, vediamo se la serve, chiusa da Violi, riparte con Gasparini, lungo il pallone centrale, Violi se la aggiusta, va al rinvio nella zona però dove c'è la panchina del Cagliari che ha già effettuato il time out, è bene ricordarlo questo. Dentro Marchese, fuori Mendez, rimessa per Dos Santos, l'ex di turno, può prendere il pallone, metterlo per terra, Gasparini, Cocco, Gasparini, alza Renata tantissimo la pressione, gliela tocca la palla, fuori Mansueto, dentro Butima, pronta anche Valeria, fuori Violi, Butima, Valeria, Pedroso, Valeria, Butima, fuori il pallone troppo lungo per Renata, Gasparini, allora può ripartire adesso il Cagliari ma timidamente. Cocco, controllo, Marchese, Gasparini scusate, il controllo di Pedroso che può provarsene ad andare in velocità su Dos Santos, ci riesce, può provare la conclusione con il destro, la chiusura da parte dell'estremo difensore del Cagliari, fallo di Pedroso, calcio di punizione, il terzo fallo Statte
6 minuti e 53, il terzo fallo questo di squadra, calcio di punizione, nessuno commesso invece dal Cagliari. Gedos Santos, Gasparini, apertura per Vargiu, chiude Renata, laterale la rimessa per la squadra che difende. Vargiu, lungo pallone per Marchese, chiude Butima, fallo laterale. Le isolane si portano in avanti con questa rimessa laterale, con Gasparini che la va a mettere praticamente vicino alla zona del calcio d'angolo. Dos Santos va sul portiere Renata, il controllo da parte di Gasparini, riesce in due tempi, in campo Vargiu, Gasparini, controllo, deve ripartire da dietro, su di lei c'è Butima, Valeria ha rischiato un po', Marchese per Vargiu che aumenta la corsa, prova la conclusione Roberta Linzalone, grande parata da parte dell'estremo difensore dello Stat. Fallo su Linzalone, calcio di punizione in favore della formazione dell'Italcave Real Stat. Comunque la conclusione che è arrivata al minuto 13:30 da parte di Vargiu, esterno, con Linzalone che si è protratta in tuffo sulla sinistra, pallone deviato in calcio d'angolo, poi sull'azione susseguente il fallo, il calcio di punizione in favore dello Stat. Si vanno a sincerare delle condizioni di Linzalone, Stat che già deve fare a meno del suo portiere titolare capitano Valentina Margarito. Si sta scaldando Cannella, dovrebbe essere un problema al naso da quello che siamo riusciti a vedere. E si sta scaldando Cannella, terzo portiere dello Stat, che potrebbe a questo punto entrare in campo almeno per qualche minuto, vediamo se si riprende però Roberta Linzalone. E deve uscire Roberta Linzalone, vediamo. Deve uscire Roberta Linzalone e sta entrando Giorgia Cannella. Esordio assoluto per Giorgia Cannella con la maglia dell'Italcave Real Stat, che entra in campo a 6:09 dal termine del primo tempo. Una palla a 2, dobbiamo correggerci, non era l'arbitro affermato. Pedroso per Valeria, disturbata dal direttore di gara, ha poi dato un sorriso. Renata, Pedroso, Renata, ancora Renata, prova ad andarsene sull'out di destra. Il tiro e il salvataggio sul gol di Butima di tacco. Questo sì, è un gran gol. E lo Stat va sul 4:0. Dobbiamo ripetere l'azione al minuto 14:28. 14:28, nel frattempo è tornata Linzalone in campo per Cannella. 14:28 dicevamo. Renata, tiro, miracolo di Gedos Santos sulla linea, poi è arrivata vicino alla linea di porta Butima che con la suola e poi col tacco ha messo il pallone dentro. 4:0 Stat. Bella azione da parte, complimenti naturalmente a Butima per il gesto, ma anche Renata, ancora Renata, chiusa questa volta, rimessa laterale. 4:0 il punteggio. Valeria, la chiusura di Gedos Santos, calcio d'angolo. 5:19 al termine del primo tempo, ricordiamo 4:0 il punteggio, 3 falli commessi dallo Stat. Pedroso, pallone che esce
dallo specchio della porta. Fuori c'è Dos Santos, dentro Mendez, poi c'è anche Marchese in campo, anzi esce Marchese ed entra Cuccu, il capitano del Cagliari. Arcon, poi Vargiu, pallone fuori. Sta per tornare in campo anche Anna Soldevia, Valeria. Pedroso, Butima, Renata, poi per Butima, pallone che non riesce ad andare dentro per la chiusura da parte di Vargiu, maglia numero 4, rimessa laterale. Pedroso, dentro per Renata, fuori per Valeria, controllo di Valeria, dietro per Pedroso, poi Butima, il controllo di Butima, ha passato morbido il pallone per Valeria, troppo morbido però questo pallone, la chiusura adesso di Pedroso in fallo laterale, rimessa per il Cagliari, sta entrando Soldevia, forse per Renata, vediamo se è questa la scelta. Renata, Marcone, libera Mendez, completamente libera Mendez, esce Renata, entra Soldevia, si va a mettere come difensore Soldevia, apre per Pedroso e si è spostata sulla destra. Pedroso dentro il pallone per Butima, il controllo di Butima, dietro il pallone per Soldevia che recupera il passo, la finta per Butima, ancora il controllo della 23, ma ci stava toccato il pallone da Marcon, attenzione perché ha preso una botta Marcon di richiamo, di ritorno possiamo dire, la giocatrice del Cagliari che resta ferma prima di dover giocare, e ora manca 4:21 ma si rialza subito. Soldevia, Pedroso, Valeria, Butima, Linzalone, Butima, Pedroso, Soldevia, alza adesso la pressione del Cagliari. Pedroso, Butima, però non è più come quella pressione nella metà campo statese, tant'è che lo State recupera il pallone, non si protrae più in avanti il Cagliari. Butima dentro per Valeria, chiude Mendez, attenzione perché poi Cuccu per la chiusura di Soldevia su Mendez, la scivolata, rimessa laterale per il Cagliari. Marcon, tornata da Dos Santos in campo al posto di Vargiu, tiro respinto dalla gamba destra di Valeria, fallo laterale, rimessa per Dos Santos, dietro il pallone per Marcon, crediamo, eccolo qui, la conclusione respinta da Butima, poi Valeria, il controllo doppio e se lo trascina fuori. Qui ha perso un attimo il passo Valeria, ha cercato di recuperarlo, non c'è riuscito ad effettuare il dribbling e allora la rimessa laterale in favore del Cagliari. Punteggio di 4-0 per lo State a 3:26 dall'intervallo. Mendez prova la conclusione, pallone fuori. Soldevia, Pedroso, la chiusura di Dos Santos. Marcon, Mendez, Cuccu, Mendez, Marcon chiusa Cuccu, poi c'è Dos Santos, dietro il pallone per Mendez, Dos Santos, ancora dietro, State che l'ha fatta ritornare dietro il Cagliari. Mendez, Cuccu, pallone che arriva però nella zona in cui c'è Dos Santos, ancora non riesce ad effettuare il tiro il Cagliari. Dos Santos il tiro, Linzalone era respinta. La parata è arrivata al 17:30. Minuto 17:30, la grande parata di Roberta Linzalone sul tiro di Dos Santos dalla destra, pallone poi è andato in calcio d'angolo. Butima,
chiusura del Cagliari con Mendes, pallone fuori, Gasparini recupera la posizione, Soldevia dietro per Pedroso, pronta Renata e pronta Mansueto a tornare sul terreno di gioco. Soldevia, Butima, Soldevia, Pedroso, Soldevia, dentro Mansueto, fuori Butima, Soldevia, poi Pedroso, prova il lob che riesce di petto Gedo Santos a terra, fallo di Pedroso, calcio di punizione, quarto fallo, 1,57 da giocare, lo State l'ha speso questo fallo, fuori Pedroso, dentro Renata, l'ha speso questo fallo lo State per provare a risistemarsi in campo. Calcio di punizione in favore delle isolane, con Mendes che va vicino alla traiettoria di Gasparini, l'ha respinto di Linzalone in fallo laterale. Gedo Santos, Gasparini, Gedo Santos, Cuccu, video del portiere nella zona dove Gedo Santos si è impegnata ma non è riuscita ad arrivare. 1,43 ancora e poi si andrà all'intervallo. Dentro Marchese per Cuccu. Sta cambiando qualcosa il Cagliari per provare ad avere nuove energie, per provare anche a segnare un gol al termine del primo tempo. Renata per Mansueto, si aggiusta il pallone dietro la sfera che poi viene deviata da parte di Mendes in fallo laterale. Ancora lo State con Valeria, poi Soldevia, pallone per nessuno. E allora può ripartire il Cagliari. Dos Santos, controllo, tocca Valeria, non tocca Soldevia, aspetta il richiamo di Renata, va in pressione forte Marchese, non c'è nessuno dall'altra parte, pallone che è finito poi in fallo laterale con Linzalone che non ci ha messo un secondo, ha spazzato Gasparini per Gedo Santos che stava effettuando il contromovimento. Siamo arrivati all'ultimo minuto di gioco nel corso della prima frazione con Soldevia, Valeria, Mansueto come arriva il pallone e salvataggio nuovamente di Gedo Santos sul pallonetto di Mansueto. All'ultimo minuto quindi questo pallonetto da parte di Mansueto con Gedo Santos ancora una volta salvato, il secondo salvataggio sulla linea di Gedo Santos. Angolo State, Soldevia, 51/2 ancora sul cronometro di questo primo tempo ricco di occasioni, più della squadra in maglia bianca avanti per 4-0 l'Italcave che di un Cagliari che però di tanto in tanto si è fatto vedere con un paio di parate di Inzalone. Renata per Valeria per Renata che poi il tiro viene deviato in corner da parte di Corrias e c'è calcio d'angolo in favore dello State che continua a provarci, continua ad andare con la voglia di segnare il quinto gol. Valeria, Renata chiusa e l'ultimo tocco è di Renata. Gedo Santos rimessa laterale, Gasparini, Mendes, Marchese, chiusa da Mansueto, Linzalone, lo State può giocare con il cronometro, Soldevia, la chiusura di Mansueto, qui ha rischiato tantissimo lo State. Marchese, chiusa da Mansueto, bravissima a chiudere e a tenere inviolata la porta ionica a 16 secondi e 4 centesimi. Marchese, Gasparini, Gedo Santos, Gasparini, chiusura di Valeria, morbida, 9 secondi, l'ultima occasione c'era lo State per andare su Renata. Renata prova la conclusione di prima intenzione del tiro respinto, pallone fuori, mancano 4 secondi e 2 centesimi, ci può provare lo State con questa rimessa laterale, tiro di Mansueto, pallone che fa la barba al palo.
ci ha provato in 2 secondi lo Stati a rimettere il pallone in gioco, a tirare con mansueto, pallone che è andato vicino al palo alla sinistra dell'estremo difensore del Cagliari. Ci sarà il rinvio adesso proprio dell'estremo difensore del Cagliari, ossia Corrias. E finisce qui il primo tempo, stati avanti dopo i primi 20 minuti effettivi 4-0 sul Cagliari. E a tra poco per il secondo tempo di questa partita. Rieccoci insieme gentili amici, ripresa tra Italcavere Assat e Cagliari, 4-0 al termine della prima frazione di gioco. Andiamo a ripetere i marcatori: Butima, Valeria e Butima. La quarta rete invece è stata realizzata a 14-28 Butima, poi il standing ovation. e inizia la ripresa. Renata prova ad andarsene, chiusura da parte della giocatrice del Cagliari, rimessa laterale in favore della formazione stattese con Renata dietro per Valeria. C'è ancora dietro Soldeviglia, servita da Renata, però Soldeviglia si aggiusta il pallone, poi il controllo di Linzalone. Soldeviglia, Marchese, Mendez, rimessa dal fondo per lo State. Linzalone, Renata, si aggiusta il pallone per Valeria e poi calcio di rigore per fallo di Marchese con un braccio al minuto 0 e 58 secondi. Calcio di rigore, sta andando Ana Soldevia sul pallone. Va Ana Soldevia sul dischetto, il tiro parato il rigore ad Ana Soldevia. Termina a terra il portiere del Cagliari. Dunque ripetiamo l'azione. Marchese ha toccato prima il pallone con la mano sul passaggio di Renata, calcio di rigore, e poi il tiro da parte di Ana Soldevia respinto da Corrias, che poi si è accasciata. Ed è un tiro forte, centrale quella di Soldevia. Entra Falconi, esce l'estremo difensore che ha parato il rigore, entra quello che ha giocato invece tutta la partita scorsa. Rimessa a Cagliari che quindi si salva ed evita il quinto gol con il rigore parato. Vediamo se il rigore parato dal Cagliari dà nuova linfa alla formazione isolana. Mendes, Renata, pallone respinto dal portiere Marchese per Vargiu, contropiede del Cagliari e 2 contro 2. Vargiu passa a Butima con un rimpallo, tiro palo pieno di Vargiu,
Attenzione adesso con Renata che se ne va, Renata prova ad andarsene, chiusa da Mendez e poi chiusa da Marchese. Il palo di Vargiu è arrivato all'1,30. Palo di Vargiu quindi all'1,30, Soldevia, Renata. Renata, passaggio verso il centro per Butima che quasi andava a recuperare il pallone. Soldevia, Renata, impreciso il pallone per Butima, rimessa laterale in favore delle ragazze cagliaritane. Marchese può rimettere in gioco il pallone. Tra poco c'è il cambio dei portieri del Cagliari. Butima va in pressione ma fino a un certo punto fa passare la giocatrice avversaria. Vargiu può andare sul portiere, c'è Soldevia su di lei, attenzione perché Soldevia può guadagnare la rimessa laterale e lo fa. Soldevia, Renata se la aggiusta, poi il pallone di ritorno per Soldevia, ha cercato di farla andare a segnare, non c'è riuscita. Renata ancora, Renata deve farsi in proprio, pallone dentro, il portiere devia, toltacco, Soldevia, tiro respinto ancora, Soldevia, ce ne ha tre davanti, Butima allarga per Valeria, adesso è un assedio da parte dello Stat, poi Anna Soldevia prende il pallone, lo scarico per Renata, attenzione ancora, Renata che se la aggiusta, il pallone può andare alla conclusione, deviazione in corner. Dentro Marcon, non cambia il portiere ancora il Cagliari. Renata, Butima, controllo per Renata, attenzione adesso l'apertura per Valeria, Renata dentro per Valeria, troppo lungo per lei però. Marchese, calcio di punizione e fallo di Soldevia su Marchese. Dentro nuovamente Corrias in porta. Calcio di punizione in favore della formazione cagliaritana. Primo fallo dello Stat, 1-1 il conto falli però. 3:15 di gioco. E gol direttamente in porta, il gol del Cagliari con Marcon. Gol di Marcon al 3:20, 4-1. Marcon, quindi il gol del 4-1. Dal possibile 5-0 è arrivato il gol del 4-1. Si è ricaricato il Cagliari. Controllo di Marchese, pallone toccato da Renata, sfera fuori, rimessa laterale in favore dello Stat che adesso deve provare a difendersi dall'avanzata da parte del Cagliari che comunque adesso può rintuzzare gli attacchi. Soldevia, dietro per Valeria, scusate, Butima. Soldevia, Valeria, può andarsene, Marcon, attenzione Marcon, dove poi fuori Soldevia, dentro Violi. Vargiu soccorsa, situazione 4-1, stesso punteggio della gara di andata, possiamo dire, quelli 2 giorni fa, 4:10 i minuti passati in questo secondo tempo. Dentro Cuccu, adesso per il Cagliari restituito il pallone.
da parte di Renata. Al Cagliari invio effettuato, Renata quasi c'è riuscita a recuperare il pallone, Gelo Santos per Marcella Violi, chiusura netta sul pallone, il secondo fallo contabilizzato dallo Stato, attenzione Violi, Renata, pallone fuori però da parte di Renata. Renata ha messo fuori il pallone da Marcon, non è riuscita a controllare, rimessa laterale, vediamo se ci sono altri cambi da una parte e dall'altra, non sembrano esserci. Valeria, è rientrato meglio il Cagliari in questo secondo tempo, ha trovato anche il gol del 4-1 dopo che lo Stat non è riuscito a realizzare con Anna Soldevia il rigore del possibile 5-0. Rimessa per il Cagliari, Gelo Santos, Butima di testa, pallone che finisce fuori in fallo laterale per il Cagliari. Va Gelo Santos, sta per entrare Nicoletta Mansueto. Cuccu, fallo di Butima, fallo di Butima, calcio di punizione, attenzione con Gelo Santos, sta per entrare Mansueto sul terreno di gioco. Gelo Santos, punizione e questa volta Linzalone riesce a parare il pallone. Traversa poi sull'azione successiva da parte di Marcon. Di Mendez, scusate, quindi traversa di Mendez. Punizione che c'era stata al minuto 5 di Gelo Santos, respinta da Linzalone, Mendez e poi il tiro sulla traversa. Traversa pizzicata, va detto comunque, da parte della formazione del Cagliari, ma comunque Cagliari più propositivo rispetto a quello visto nel primo tempo, Cagliari più pericoloso rispetto al primo tempo. Deviazione in corner, attenzione perché lo State sembra essersi leggermente appiattito in questo inizio del secondo tempo, forte del 4-0 del primo, ma è 4-1, attenzione perché la partita è molto aperta, perché il Cagliari è tornato su, Gelo Santos apre il pallone, si sente la mancanza del pubblico in certe partite come in questo, anche Nicoletta Mansueto proprio fuori onda, così come tutte le ragazze statesi hanno voluto dedicare un messaggio ai propri tifosi, salutando i tifosi che purtroppo per loro, ma per tutta Italia, tutto il mondo, sono assenti dagli spalti. Dispiace tantissimo, con la speranza che la pandemia vada presto in archivio, perché davvero è da un anno ormai che si vive in questa condizione. Ricordiamo che il campionato non finì l'anno scorso, fu interrotto dopo la Coppa della Divisione che si giocò a Taranto. Valeria, Renata, palo esterno. Attenzione perché forse si è fatta male Gelo Santos. Che si è messo? Ok. Bravissima. Mancano 13 minuti e 49 secondi al termine della partita. Caduta Gelo Santos nella chiusura del palo. È uscita Gelo Santos, è entrata Cocco.
rimessa, infatti l'arbitro ha detto giustamente di effettuare la rimessa con le mani, era una rimessa dal fondo. Renata, Violi, Marcella, Violi segna questa volta il 5-1. Al minuto 6:22. 6:22, azione di Renata sulla destra, pallone a sinistra per Violi, entra in aria e tiro sul palo del portiere, battuta. 6:22, quindi il gol del 5-1. 5-1, attenzione, quarto fallo state e è passato soltanto, anzi nemmeno 6,5 passati sul cronometro, quindi Cagliari assolutamente in partita. Cagliari assolutamente in partita, può far entrare lo State in bonus. Cagliari ha commesso solo un fallo, partita decisamente diversa rispetto a quella della prima frazione. Sta entrando Russo tra poco in campo, la chiamata Marcella dalla panchina, Violi, Mansueto per Renata, retropassaggio per Violi, giro palla con Valeria, Violi, Renata, chiude poi Mendes, attenzione perché adesso lo State deve stare molto attento, dicevamo ai falli, il Cagliari può sfruttare al meglio questa situazione. Renata, il tiro respinto, Mansueto, deviazione, chiusura, ancora una chiusura su Mansueto, questa volta più facile però, va detta. Violi, Renata, Violi, servita da Valeria, Renata prova ad andarsene, non ci riesce, rimessa laterale. Renata, Violi, Mansueto, Renata, prova la conclusione, la deviazione ancora in calcio d'angolo. Ci sta provando lo State ad allungare nel punteggio per chiudere la partita. Calcio d'angolo, Mansueto. E non è arrivata la palla a Violi, che l'ha vista scorrere via. Gasparini, rimessa laterale in favore del Cagliari. Marchese, Cocco, Mendes. Gasparini per Marchese, chiuso da Violi. Forse il tocco è di Violi. Finale, ma con il pallone era uscito già. Renata. Valeria, Renata la tiene. A questo punto alza la pressione e di tanto la formazione del Cagliari. Mansueto. Monita Russo per cambio irregolare. Al minuto 8:23. Marchese di testa il pallone che viene controllato da parte di Mendes, rimessa laterale per lo State, ripetiamo la munizione è soltanto per cambio irregolare, non c'è fallo da contabilizzare, questo è importante visto che lo State ha 4 falli, andava ribadito questo concetto. Russo per Violi, tiro deviato anche, poi deviazione in corner, doppia deviazione, prima di un difensore e poi del portiere in corner. Lo State sembra dopo aver segnato il gol del 5-1, ripreso
a giocare, anzi è laterale. Mansueto, Russo con la coscia mette il pallone del 6-1 dentro, e questo forse è importante anche mentalmente per la partita. Gol che è arrivato all'8:50, rimessa laterale di Mansueto, quindi Russo con la coscia in porta. Gol del 6-1. Renata rischia l'autogol qui il Cagliari. E ora il Cagliari è in difficoltà nuovamente. Ora nuovamente quando lo State trova l'1-2 mette in difficoltà la formazione avversaria mentalmente. Renata, tiro, pallone sopra la traversa, provato di prima intenzione. Aver riallungato nel punteggio sicuramente ha permesso alla formazione statese di poter gestire mentalmente, ecco, la ripartenza in maniera differente. Ricordiamo che lo State non può effettuare fallo, Mansueto è libera e sbaglia poi. Russo per Renata, e qui Violi, tiro, respinta del portiere, Mansueto, tiro, ancora respinta del portiere, e poi è questa azione veramente con 3 tiri in porta, non si è davvero State che è andata vicino al gol del 7-1 con Mansueto e Violi. Mansueto e Violi al minuto 10 vicini al gol del 7-1 con 2 interventi, con il portiere che si è salvato. Violi, Russo, ancora Mansueto, Renata, riparte il Cagliari che respira, ora Marcon dentro il pallone per Marchese che scivola, poi l'aiuta Roberta Linzalone a rialzarsi. Renata, Violi, Renata, e qui è corto il pallone di Renata, attenzione perché Violi deve tornare, ci torna Mansueto per Renata, contropiede, 2 contro 2, vediamo se si concretizza per Mansueto, prova la conclusione e questa volta va in porta Nicoletta Mansueto, il gol del 7-1. E c'è time out per il Cagliari, break per noi, gol dello State del 7-1 giunto al 10:55, vediamo perché abbiamo sentito fischiare il time out, vediamo se è così per il Cagliari, così è, e quindi 10:55 Mansueto, diagonale del 7-1. Si ritorna in campo e abbiamo visto, e ve lo confermiamo, che Jadon Santos diventa portiere di movimento. 10:55, quindi significa che mancano 9:05 alla fine della partita. Per 10 minuti quasi, anzi 9:05, prova il portiere di movimento.
Ora prova il portiere di movimento. È un tentativo, cerchiamo di capire questo tentativo del Cagliari. Sul 7-1 probabilmente vuole provare il portiere di movimento, però così presto, perché lo State sta alzando la pressione. Gasparini, ricordiamo la porta è libera. Russo. Torna Dos Santos. Mi sembra anche non è fisso il portiere, attenzione perché lo State è ripartito subito, attenzione perché non è così fisso come dovrebbe essere il portiere. Russo per Violi, Renata ancora per Mansueto, ancora Renata, tiro, Dos Santos, deviazione, la seconda con lo schiaffo alla mano. Marchese prova il contropiede, adesso il Cagliari. Marchese, apertura completamente, qui c'è il cambio però. Ritorna Corrias in campo, fuori anche Cuccu e torna dopo il problema avuto in precedenza Vargiu. Russo per Violi, Renata, Violi, pronta Pedroso per entrare sul terreno di gioco per Estattesi invece con Renata. 7:47, chiaramente adesso bisogna anche guardare il cronometro per capire quando riproverà il portiere di movimento, quando tornerà in possesso del pallone il Cagliari. Renata prova ad andarsene l'uno contro uno, Renata per Mansueto, Renata questa volta lungo il pallone, ritorna in campo Cuccu per Vargiu. Allora il discorso è questo: quando cambia quando cambia il portiere Dos Santos, attenzione perché la porta è sguarnita e qui Dos Santos è andato in avanti. Marcon tocca il pallone Violi, rimessa laterale. Dos Santos, Pedroso e Soldevia per lo State, pronti a tornare sul terreno di gioco. Marchese, Marcon, Gasparini, Naiara, che ricordiamo gioca come portiere di movimento dal 9:05, lo sta provando il Cagliari. Gasparini, Dos Santos, Marchese, passata, pallone dentro, Mansueto, la chiusura. Rimessa Marchese, rimessa Cagliari, 6:51. Si sistema adesso Dos Santos, larga. Dos Santos, Cuccu, Dos Santos. Soldevia dentro per Violi. Tornato in campo anche il portiere per il Cagliari. Prova Soldevia, Marchese la chiude, rimessa laterale. Pronto l'altro cambio per Marcella, 6:20 dalla fine della partita. Ricordiamo punteggio 7:1. Russo. Soldevia, Russo. Mansueto. Sta per entrare Pedroso, ma anche Butima. Soldevia, Mansueto. Quindi ne cambierà 3 Marcella fondamentalmente rispetto a quella che abbiamo visto prima. Probabili uscite di Russo e di Mansueto a questo punto. Soldevia, Mansueto, Soldevia, Russo, non riesce. Dentro Butima per Mansueto. Poi Dos Santos. Gasparini. Marchese, tacco. Dos Santos. E poi il gol. Qui lo State lo prende un po' ingenuamente. Il gol di Cuccu.
14:47. 14:47. 7-2. Il gol del 7-2 al 14:47, un po' ingenuo dallo Stat che ha fatto arrivare alla conclusione Cuccu. Pedroso, poi Butima per Pedroso, dentro Marcon e dentro Marcon e Cuccu. Soldevia, Renata, Butima, Soldevia, Renata, tiro, rete, subito l'8-2 con Renata. Minuto 15:47. 15:47 il gol di Renata su errato posizionamento della difesa. 8-2. Ora la partita ha preso un'altra piega completamente rispetto anche a quella vista nel primo tempo, con le squadre che si stanno affrontando ancora più a viso aperto. Il Cagliari ha messo il portiere di movimento, non riesce a ritornare proprio completamente in partita, seppur a segnare il gol ci è riuscito, ma la partita è saldamente nelle mani dello Stat. Dentro anche Giorgia Cannella per Roberto Linzalone, è entrata Pedroso ed è uscita Russo. Dos Santos, per gli ultimi istanti sta entrando anche Discaro in campo. Cuccu chiude Soldevia. Butima prova la conclusione, fuori, laterale. Corrias in campo per Dos Santos. Attenzione perché si è allungata Marchese e Soldevia si deve riallungare anche lei. Marchese, si è allungata Cuccu, scusate. Poi chiusura di Soldevia. Butima. 3 minuti alla fine. Butima, Pedroso, Soldevia, Renata, Pedroso, sbaglia il controllo, Mendes, Marchese, Marchese, chiusura di Soldevia. Su Marchese la prima volta e su Marchese forse la seconda, no, non riesce. Pallone che poi Renata tocca il pallone in porta. Autogol di Renata. (17) 18, anzi, consideriamo 17:30. (9-3). 8-3, scusate. (17:30) l'autogol di Renata, quindi per l'8-3 l'autogol è nato tutto su un'azione di Marchese e Ana Soldevia sulla sinistra. C'è stato un contrasto, il pallone dentro, Renata ha toccato la sfera su Cannella in uscita che nulla poteva su quel tocco che l'ha battuta. Chiusura di Ana Soldevia. C'è Alessia Discaro che è entrata per Butima, poi la chiusura qui di Giorgia Cannella sul tentativo di Mendes in calcio d'angolo.
1,43. Pallone che viene messo dietro. Cuccu. Servita da Mendes. Cuccu. Gasparini. Passa su Pedroso. Cuccu. Chiude Ana Soldevia. Calcio d'angolo per il Cagliari. Cuccu dietro per Gasparini. Pallone toccato male. Renata prova la conclusione. Deviazione di Gasparini. In fallo laterale. Sì. 1,12 da giocare, ma lo State si protrae tutto in avanti. Corrias torna per Dos Santos. Esce Cuccu, entra Vargiu. La rimessa laterale. Discaro per Renata Soldevia. Renata. Ora Renata, c'era una Soldevia che era libera, la può servire, decide di fare tutto da sola. Pedroso sbaglia qui lo State. Mendes chiude Soldevia in fallo laterale, sì, in maniera regolare. Mendes, rimessa laterale, 39 secondi e 8 centesimi da giocare in questa partita, quindi siamo sul rush finale ormai di questo match tra Italca State e Cagliari. Il punteggio sta premiando la formazione statese, vediamo come finisce nel punteggio. Dos Santos torna giocatrice normale, quindi non c'è più portiere di movimento per questi ultimi 19 secondi. Rimessa che sta per essere battuta da parte della formazione dell'Italcave in maglia bianca. Tutto pronto adesso veramente per dare il finale. Discaro, rinvio adesso di Giorgia Cannella. Renata, Pedroso, 6 secondi. Renata prova ad effettuare il dribbling, a questo punto controlla il pallone, lo gestisce con Pedroso e finisce qui la partita. Finisce con l'Italca State che batte 8-3 il Cagliari. Rivediamo i gol nel dettaglio. Butima, Valeria Butima, ancora poi Soldevia, Marcon, Violi, Russo, Mansueto, Cuccu, Renata e autogol di Renata. Finisce 8-3, il più cordiale saluto da parte di Francesco Friuli. L'appuntamento adesso è per sabato 20 con Italca State Montesilvano, partita che può decidere il secondo posto in classifica.